Tutta la merce a terra che ho buttato, e ha bevuto il vino, Mangiato, bevuto. si è mangiato un dolcetto e il resto che mi ha buttato a terra, che ho buttato tutto purtroppo e ha rovinato il telo a quelli della fiera. Che reazione hai? Amareggiata, arrabbiata? Sì che sono arrabbiata, stanotte che ci siamo alzati per venire qua, poi stamattina presto per venire a mettere tutto in ordine. L'amarezza dei titolari di questa casetta di Natale da poco collocata in Corso Palladio dopo il saccheggio compiuto stanotte da un criminale appena scarcerato dalla casa circondariale della città. L'uomo, un italiano di 28 anni con in tasca l'obbligo di soggiorno a Verona, aveva pensato bene di ignorare il provvedimento e di festeggiare la libertà riacquisita introducendosi in questa casetta colma di specialità gastronomiche. Con un coltello aveva tagliato i teli d'accesso e si era impossessato di bottiglie di vino, salumi e formaggi, riempiendo 2 borsoni colmi del valore di 200 euro. Tutto materiale che è stato restituito ai legittimi proprietari convocati sul posto poco dopo mezzanotte dagli agenti della questura. Uno dei vigilantes adibiti alla sicurezza e al controllo delle casette, infatti, aveva bloccato l'ex galeotto in attesa della polizia. L'uomo era finito in carcere nel 2020 per aver aggredito violentemente a calci e pugni un pensionato nel parcheggio del Mercato Nuovo. Un'aggressione violentissima, immotivata, ripresa fortunosamente da un residente che aveva colpito per l'efferatezza delle percosse. Visto i precedenti, il 28enne era stato riportato in cella in attesa dell'esito del rito in direttissima dell'autorità giudiziaria. Il danno alla casetta ammonta a circa 150 euro. Dispiace per tutti perché siamo qui per lavorare, veniamo da giù fino a qua. È una cosa che non è mai capitata e purtroppo è capitata, non possiamo farci niente. Speriamo che non succeda più.